Oggi lezione magistrale sulle maledizioni, sulle imprecazioni napoletane. Beh sì, la Gennarino II ha fatto uno studio approfondito sulle maledizioni in lingua napoletana e potremmo dire che le maledizioni si distinguono in semplici e complesse. Le maledizioni semplici sono tre. Puzzitto sang, puzzitto belen, puzz passanuai, quindi sono tre che, come devo dire, non hanno bisogno di traduzioni, espressioni meravigliose che, come devo dire, schiette, vitali, ecco, come devo dire, veraci, esprimono tutto lo sdegno verso il proprio interlocutore. Poi ci sono alcune maledizioni un po' più soft, che esprimono invece una sorta di maggiore benevolenza, che ne so, puzz passa niente, puzz sta buona, oppure puzz campaci e dan, in questo caso diciamo l'augurio è assolutamente positivo. E poi ci sono le maledizioni complesse, le imprecazioni complesse, perché la fantasia del popolo napoletano ne ha generate alcune che sono proprio perfide, sottili, come devo dire, sofisticate. Ne puzz muria accisa, in questo caso si specifica la modalità della morte, puzz muria bruciata. Quindi in questo caso diciamo, l'augurio è di morire in un incendio. Puzz morire con fiete gravuna. Fiete gravone in realtà è che tu possa morire asfissiato dalle esalazioni, le esalazioni della combustione. Puzz morire con fiete gravuna lo fa dire un suo personaggio, Raffaele Viviani, nella commedia Circo Questa e Sgueglia. Puzz morire con fiete gravuna, ne puzz morire truona, o truona in questo caso puzz morire con un fulmine. In lingua napoletana puzz morire truona si rivolge soprattutto alle persone che non sanno mangiare, che non capiscono buona. Puzz morire truona a chi non capisce buona. E la fantasia continua, puzz morire subito. Vabbè, e subito in realtà, attenzione, è addirittura un augurio che tu possa morire senza sofferenze, ma c'è una versione che è quasi uno scioglilingua, puzz morire subito, e sabato e senza private. Sì, e sabato perché in realtà il sabato e il cimitero sono chiusi, quindi per l'intero bisogna aspettare il lunedì, e questa è una maledizione anche per i parenti, senza private, quindi che ti manchi il conforto religioso. Ne puzz morire con una funangan, puzz morire in bis, quindi possa morire impiccato. E questo compare una famosissima locuzione, quella che riguardava Gioacchino Murat. Sì, quando qualcuno cade vittima dei propri regolamenti si usa dire Giacchino mattetta legge e Giacchino muretto in bis, mo ti devi stare zitto, ecco. Puzz muri magnata di cana, puzz muri arraggiata, insomma ce ne sono tante, la fantasia è enorme. Puzz caca sangue, puzz pizza sangue, scusate il turpiloquio, ma come sapete quando è a scopo didattico il turpiloquio è sempre ammesso. Puzz caca uva, ossa e stroppuna, quindi praticamente il grappolo intero, che tu possa cagare in qualche modo l'uva, i semini e il graspo, magari per una forte dissenteria, anche se a proposito di dissenteria dicevano gli anziani, short senza freva, beata chi Atena. Ma l'imprecazione che vince in fantasia, anche se non sembra così grave, è oi pozzo sculà. Pozzo sculà, con decenza parlando, si riferisce addirittura a un processo post mortem. Nei tempi antichi, quando morivano i poverelli venivano messi nelle fosse comuni, quando morivano i ricchi o gli ecclesiastici, gli aristocratici, venivano messi a scolare, seduti nelle cantarelle, negli ipogei a perdere liquidi organici. Quindi la locuzione è doppiamente perfida, che tu possa morire e poi possa essere messo pure a sculà. Però attenzione, succedeva che talvolta questa perdita di liquidi non era costante, succedeva che il corpo si mummificava, si ingrossava, insomma diventava come un pallone. Allora in quel caso subentravano i manutentori di queste cantarelle, che erano i cosiddetti schiattamorti. Quando il corpo si era gonfiato, allora andavano là e lo punzecchiavano. E allora nasce un'altra locuzione ancora peggiore, uè puzz schiattà, che significa che tu possa morire, essere messo a scolare e poi addirittura schiattato da uno schiattamorto. La fantasia dei napoletani è straordinaria.